L'Emilia-Romagna è nuovamente colpita da una devastante alluvione con fiumi come il Lamone e il Marzeno che sono esondati, causando migliaia di sfollati. Particolarmente grave è la situazione a Bagnacavallo, dove 2 persone risultano disperse dopo il crollo di un tetto su cui si erano rifugiate. Le operazioni di salvataggio proseguono con gommoni ed elicotteri e i sindaci hanno lanciato appelli ai cittadini affinché restino ai piani alti delle abitazioni. Diversi tratti ferroviari sono stati sospesi per maltempo, causando la cancellazione o la deviazione di molti treni. In tutta la regione oltre 1000 persone sono state evacuate con oltre 350 mm di pioggia caduti in 48 ore, particolarmente nella zona di Ravenna e Brisighella. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha espresso vicinanza, mentre la segretaria del PD Elly Schlein ha criticato il governo per la gestione dell'emergenza e la mancata erogazione dei ristori promessi. Il ministro Musumeci ha chiesto alla regione di spiegare come sono stati utilizzati i fondi per il dissesto idrogeologico. Chiara Petrolini, 22 anni, è stata arrestata con l'accusa di aver ucciso e occultato i corpi dei suoi 2 neonati trovati sepolti nel giardino della villetta di famiglia a Vignale di Traversetolo, Parma. I 2 bambini, entrambi figli di Chiara e del fidanzato Samuel, sono stati uccisi a distanza di 1 anno l'uno dall'altro. Dopo il ritrovamento del secondo corpo e nuove prove, è stata emessa la misura degli arresti domiciliari. Il procuratore di Parma ha spiegato che durante la gravidanza erano già presenti indizi della tragica decisione della ragazza e che i bambini sono morti poco dopo il parto in seguito a complicazioni causate dalla mancata chiusura del cordone ombelicale. La comunità locale è scioccata, con amici e conoscenti incapaci di spiegare l'accaduto. Alcuni ritengono che Chiara abbia agito da sola, mentre altri, tra cui la madre del fidanzato, sospettano che ci siano altri coinvolti. Nonostante il clamore, molti descrivono Chiara come una ragazza gentile e tranquilla, rendendo la vicenda ancor più incomprensibile. Il Medio Oriente sta vivendo un'escalation di tensioni tra Israele e il gruppo Hezbollah. Hassan Nasrallah, leader di Hezbollah, ha promesso punizioni per Israele senza rivelare dettagli su tempi e luoghi. Nel frattempo, caccia israeliani hanno sorvolato Beirut a bassa quota e attacchi aerei israeliani hanno colpito oltre 100 lanciarazzi di Hezbollah nel Libano meridionale. In Libano, esplosioni di dispositivi wireless e pannelli solari attribuite a Israele hanno causato almeno 20 morti e 500 feriti, con ulteriori detonazioni segnalate in Iraq. Il primo ministro libanese Najib Mikati ha annunciato che il paese si prepara a un'eventuale guerra con Israele. In risposta, gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno espresso preoccupazione per l'escalation, invitando a evitare ulteriori violenze. Israele ha approvato un piano di battaglia per il fronte settentrionale, mentre il segretario della difesa statunitense Lloyd Austin ha rinviato la sua visita in Israele. Anche il segretario di Stato Anthony Blinken ha esortato alla moderazione, sottolineando l'importanza di evitare un conflitto più ampio. I funerali di Totò Schillaci, celebre bomber di Italia 90, si sono tenuti nella cattedrale di Palermo, gremita di circa 1000 persone. Schillaci, morto il 18 settembre a 59 anni, è stato ricordato come un simbolo di riscatto, capace di trasformare la sua vita dal difficile quartiere CEP fino a diventare un eroe nazionale. Durante la cerimonia, Monsignor Filippo Sarullo ha celebrato Schillaci come il volto bello di Palermo e ha descritto la sua vita come un esempio di umiltà e determinazione. Prima del funerale, la salma ha attraversato le strade del quartiere d'origine di Schillaci, dove i residenti, gli studenti e i tifosi hanno intonato cori e cantato Notti Magiche, la colonna sonora dei mondiali del 1990. Il carro funebre ha fatto tappa anche al campo dove Totò mosse i suoi primi passi calcistici, salutato dai giovani della sua scuola calcio. Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti istituzionali e personalità del mondo del calcio, tra cui il presidente della FICG Gabriele Gravinia, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e Antonio Mattarese, ex presidente della FICG ai tempi di Italia 90. Anche ex compagni di squadra come Beppe Bergomi e Luigi De Agostini hanno voluto rendere omaggio, ricordando Schillaci come un grande giocatore e un uomo di grande umanità. Il momento più commovente è stato il messaggio della figlia di Totò, Nicola Schillaci,
che ha ricordato con dolore gli ultimi giorni del padre, ma ha espresso il suo lievo per la fine delle sue sofferenze.